Giulio Treconti? Presente, professore. Buongiorno, sono io, Giulio Treconti. Allora Giulio, che vuole, professore? ti avevo chiesto di prepararti su un'opera epica e sull'Odissea in particolare. Descrivimi un po' la figura di Ulisse e qualche, diciamo, avvenimento significativo dell'Odissea. Ulisse era quello dell'Odissea. Chiaro, sì. Ecco. L'Ulisse possiamo dire che è lo sposo di Penelope, Sì. una giovane imprenditrice titolare di un'azienda a conduzione familiare nel settore tessile. Ma dai! Nel settore tessile. Sì. Ulisse era anche il padre di Telemaco. Sì. Telemaco si chiamava così. Ma lo chiamavano anche il Bill Gates del Peloponneso. Come Bill Gates del Peloponneso. Perché Telemaco è appunto l'inventore della telematica. Ma dai! Inventore della telematica. Sì, vai avanti, dai, su. Ulisse voleva ritornare agli affetti familiari e alla nativa Itaca. Sì. Dopo 10 anni che aveva passato in giro per il mondo. Sì. Ma improvvisamente scoppia, cosa può scoppiare, professore? Scoppia la prima grossa crisi economica internazionale. Ah, pure là. Sì, queste crisi erano molto ricorrenti. Pure nell'Odissea. Anche lì, sì. Ma era la prima crisi economica internazionale. Vabbè. Per aiutare l'antica Grecia ad uscire da questa crisi che c'era, Ulisse si inventa un espediente. E quale? L'espediente delle scommesse ippiche. Delle scommesse ippiche. Ma il risultato lo sappiamo bene tutti quanti. Cioè? Ulisse vince sorprendentemente, puntando tutto quello che aveva su un cavallo di legno. Sì, un cavallo di Era un mezzo sangue di padre sconosciuto e di madre Troia. Dai.